Buonasera a tutti ragazzi, sempre novità, stavolta addirittura è caduto un oggetto non identificato su Milano ragazzi, quindi davvero una cosa insolita. Questa notizia ragazzi me l'ha mandata il nostro amico Marco che anche lui ragazzi ha un canale, quindi lo ringrazio. Si chiama il canale di Marco Mark V for Vengeance, quindi dopo lo posso anche mettere, diciamo, sotto al mio video, quindi vi farò vedere chi è questo ragazzo che sta, diciamo, mettendo i primi video, così potete anche andare da lui, quindi lo ringrazio per la notizia che mi ha mandato, diciamo, che, diciamo, lui mi ha mandato diciamo, su un Messenger. E questa notizia, ragazzi, parla di un UFO nel cielo. Lo so, Marco, diciamo un UFO nel cielo di Cinisello, che è in provincia di Milano, ragazzi. Quindi questa cosa è successa 2 giorni fa, quindi 13 novembre del 2019. Quindi, diciamo, è successo in via Gorchi, quindi a Cinisello, Milano. Alle 19:30 i vigili del fuoco sono andati giustamente lì perché sono stati allertati. Dimmi Marco. Quindi a quanto pare ci sono stati momenti, diciamo, un po' diciamo, paurosi, segnali di allarme. Sarà, ma non lo so quale quello che dicevo io, Marco. Ma ne abbiamo dette tante che non mi ricordo più. Ne abbiamo dette tante di teorie che oramai. Ah, che stava per arrivare. Questo sì, eh. Diciamo che è stato visto nel cielo, ragazzi, e quindi si sono subito allertati, quindi hanno visto questo oggetto non identificato scendere di brutto e quindi giustamente dal computer avrebbero poi confermato l'impatto dell'oggetto che doveva avvenire all'altezza di via Gorghi. Comunque non ci sta nulla in effetti. Sì, Nico, però sai che cos'è? No, loro sono andati là, sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco che si occupa anche il nucleo speciale NBCR che si occupa delle grandi, ciao Carolina, delle grandi emergenze. Però dopo tanto lavoro, ragazzi, non so che cosa hanno trovato perché dicono di nulla. Diciamo che l'allarme, ragazzi, scatta quando un oggetto presente nel cielo si abbassa al di sotto di una certa soglia e qua si parla di 370 metri di altitudine. Quindi, anche se c'è stato questo impatto, ma questo impatto non c'è stato poi al finale perché non hanno trovato nulla, ragazzi. Quindi non è che i radar impazziscono improvvisamente e vedono questa cosa che sta accadendo, poi vanno sul luogo dove giustamente dovrebbe stare e non trovano nulla. Quindi che la scia di caduta tracciata dal computer avrebbe confermato che l'impatto dell'oggetto doveva avvenire nei dintorni dell'altezza di via Gorchi, quindi Cinisello. Però ragazzi sono andati là, questi non hanno trovato nulla, quindi diciamo che si trova in corrispondenza del Parco Nord. Ma no, è qualche cosa di insolito, un meteorite, un UFO, ma non lo so, può darsi sia un UFO, può darsi sia se era un meteorite l'avevano trovato, ragazzi, quindi io penso che si deve escludere la teoria diciamo, del meteorite, perché ragazzi, pure un piccolo meteorite avrebbe fatto un bel buco per terra e buonanotte, quindi questa qua io la tolgo a priori. Quindi possiamo pensare che un UFO abbia, come devo dire, è sceso subito in velocità a bassa quota e poi si è, diciamo, ripartito oppure sia scomparso, capisce? Più o meno è questa la cosa che voglio dire io, cioè non ha impattato. Oh, avvocato, yao, yao, tutto bene? Quindi penso che sia così, in effetti questo è forse andato in picchiata, questi l'hanno visto che in effetti diciamo che un oggetto non identificato è caduto su Milano, a Cinisello.
non hanno trovato nulla, capisci? Non è un meteorite perlomeno, quindi oggetto non identificato, possiamo pure dire che è un UFO oppure è un meteorite, ma che ne sappiamo? Loro vedono solo l'oggetto, non che cos'è. Quindi hanno visto questo oggetto che stava cadendo dritto su Cinisello, però poi quando i vigili del fuoco, insieme pure a un reparto speciale, sono andati sul posto, ragazzi, questi non hanno trovato nulla. Mo' se era un meteorite, un buco piccolino per terra ci doveva stare, non dico un buco grande, perlomeno qualche cosa, diciamo, sì, a Milano, a Cinisello, a Via Gorchi, esattamente era la traiettoria, diciamo. No, ragazzi, il video non c'è solo la notizia. Cioè, addirittura chi ha detto che era una sonda spaziale, quindi non si sa. Quindi, però, pure se era una sonda spaziale, sì, sì, a Balsamo, sì, Cinisello. Pure se era una sonda spaziale, ragazzi, i detriti ci dovevano stare, no? Mo' o era un meteorite, o era, diciamo, una sonda spaziale come loro dicono, ragazzi. Beh, qualche cosa la si doveva trovare, o no? Quindi poi non ci sono, quando cade un meteorite, poi, a parte il buco che lascia sicuro a 1000 per 1000, poi ci sono altre concentrazioni di ferro, nichel, cose che non ci stavano, quindi escludiamo la sonda, escludiamo il meteorite, quindi sicuramente è un UFO che è sceso velocissimo a bassa quota, poi si sarà fermato e sarà partito per un'altra parte. Sì, questo Jasmine è successo il giorno 13 novembre, quindi 2 giorni fa. Quindi però la cosa strana è, diciamo, è successo il giorno 13 novembre alle 19:30 di sera. Quindi una presunta caduta di un oggetto non identificato sul territorio di Cinisello. Però purtroppo, ragazzi, il computer ha confermato l'impatto dell'oggetto all'altezza di via Gorki a Cinisello Balsamo. Però, ragazzi, questi non hanno trovato nulla, quindi è arrivato anche, diciamo, un reparto speciale per queste emergenze. Però, ragazzi, non hanno trovato nulla, quindi diciamo che questo allarme è scattato quando l'oggetto, qualsiasi oggetto, diciamo, si abbassa al di sotto della soglia dei 370 metri di altitudine. Quando succede questo, ragazzi, scatta l'allarme, quindi doveva cadere lì. Sì, Jasmine, vedi, su internet è piena, prova a scriverlo e vedi che lo trovi, eh. Forse perché non l'hai saputo, ma io sono andato a vedere, me l'ha mandato Marco, io l'ho detto, però poi mentre cercavo pure altre notizie ci stanno un sacco di... anche il telegiornale locale l'ha detto, quindi è vero. Però non si sa che cosa sia, in effetti. Io penso che, come ho detto con Marco, forse è arrivato un UFO. È sceso in picchiata, poi si è fermato e poi è partito di nuovo, quindi non ha impattato, sarà sceso velocemente. Loro erano convinti che era un meteorite e sono corsi. Quando sono arrivati, l'UFO già era andato via, perché solo questa è la spiegazione più, diciamo, razionale che possiamo dare a questa cosa, perché se no, ragazzi, non ci sta una cosa logica. Perché la sonda se era caduta, ragazza, i pezzi stavano lì. Il meteorite, anche se si fosse frantumato nell'atmosfera, ci dovevano stare i detriti, però qua si parla di impatto, quindi doveva impattare per terra, quindi non dicono nell'atmosfera, perché l'atmosfera già l'aveva passata, quindi stava già dentro il pianeta e quindi non è che si poteva frantumare, quindi no, no, avvocate, voglio dire, loro dicono questi scienziati che sono andati là, quindi anche il reparto speciale, che forse era una sonda spaziale o un meteorite. Però voglio dire io, ma i resti dove sono? Se era un meteorite ci stava un buco per terra, diciamo grande poi quando era grande il meteorite. Se ci stava la sonda spaziale che era caduta, ci stavano i frammenti e nemmeno quelli ci sono. Quindi l'unica ipotesi logica è che qualche UFO sia sceso giù, poi si sia fermato di colpo e poi sia andato per fatti suoi, chissà dove, non lo sappiamo. Solo questa è quella più che è razionale come conclusione finale. Quindi
A parte tutto quello che hanno detto, hanno fatto un'ora di lavoro senza alcun riscontro concreto, senza trovare nulla. Quindi è arrivato anche un reparto speciale, quindi proprio appositamente per queste cose. E neanche loro hanno trovato nulla. Quindi tutta la zona è stata rovistata per bene. Figuratevi se questi quando arrivano non controllano per bene, se sono proprio addetti a queste cose qua. Quindi a parte i vigili del fuoco che corrono pure loro, però poi affiancati a loro c'era un reparto speciale proprio per queste cose qui, quindi sicuramente roba da NASA, ESA, tutte queste cose particolari, quindi servizi segreti, non lo so che cos'erano, ma è un reparto speciale, quindi non sono arrivati, come dire, delle persone così così, sono arrivati proprio quelli lì che sono addetti a fare questi. Nulla, non hanno trovato nulla, non ci sta nulla di che possa essere, diciamo, di natura, diciamo, un meteorite oppure nulla, Carolina, non c'è nulla, cioè è stato solo avvistato dal monitor che stava impicchiata sul Cinisello e basta. Quindi poi quando sono andate nel luogo dell'impatto che doveva essere lì, non ci sta nulla. Hanno anche controllato più lontano, ma lo stesso non c'è nulla, quindi hanno calcolato la traiettoria, tutto, hanno controllato pure più lontano dove doveva cadere, ma non ci sta nulla di nulla, quindi né sonda spaziale né meteorite. Quindi, come ho detto io, perlomeno credo perché tutti quanti dicono, ti faccio l'esempio, UFO nel cielo di Cinisello, identificato in caduta sulla città. Sì, ma non è corretto questo titolo che mettono. Mo, se andate su Google ne trovate un sacco così di titoloni, no? Ma diciamo, un UFO nel cielo ci sta pure, però oggetto non identificato in caduta sulla città, se è caduto, ma dove sta sto meteorite oppure sta altra cosa? Perché poi negli articoli qua non parlano più di UFO poi, ma di sonda spaziale o meteorite. Quindi diciamo che la presunta caduta di una sonda spaziale, cioè, ma qua presunta, se ci stava, quindi parliamo di una, diciamo, di un fatto accaduto 2 giorni fa, quindi dopo 2 giorni mi viene a dire che forse era una sonda, sì, ma dove stanno i pezzi? Oppure se era un meteorite, dove sta? Si doveva stare un buco per terra, ma qualsiasi cosa, quindi non ci sta nulla che faccia pensare a questo, ragazzi. Quindi, come sempre, rimane un mistero. Quindi, come ho detto con Marco, che Marco poi dicono che noi facciamo i complottisti, sempre a pensare a male, ma è normale. Quindi io credo che un UFO era impicchiata verso Milano. Non so il motivo, giustamente, non lo posso sapere. Poi, sì, sono arrivati loro, Jasmine, in effetti sono arrivati loro insieme ai vigili del fuoco. Quindi, perciò ho detto fatto speciale, perché qui lo dice, qui dice esattamente che è arrivato un reparto speciale, quindi non è che sono andati solo. Ah, nucleo speciale NBCR, ma non so che nucleo ora, ragazzi, però è un corpo speciale, questo è poco ma sicuro, che si occupa delle grandi emergenze. Già sta parola già mi fa pensare qualche cosa come uomini in nero, black man, uomini in nero, quindi già questo ti fa pensare questo. Però ragazzi non possiamo dirlo. Diciamo che è così ragazzi, poi non lo. Sì, sì, avvocato, è sempre, sempre cosa pazzesco tu. Quindi diciamo che deve essere così. Sì, sì, anche sui giornali, sì, sì, Carolina, sì, sì. Alla fine è uscita dappertutto, quindi è verissima questa notizia. Il problema è che non si sa che sia. Quindi a parte che internet, giornali ne è pieno, d'accordo, sì, però a noi interessa sapere che cos'era, quindi è questo quello che a noi piace sapere. Quindi sapere la notizia è bello, sì, d'accordo, però poi vorremmo pure sapere ma cosa era, che è la domanda che più a noi piace. Però purtroppo questi, a parte forse non l'hanno voluto dire, ragazzi, però ho visto dappertutto e tutti quanti dicono la sonda spaziale, il meteorite, però poi al finale nessuno ha trovato né la sonda né il meteorite e quindi io presumo che un UFO sia caduto, poi si sia fermato e sia andato per dove doveva andare, diciamo.
loro giustamente vedono solamente, diciamo, dal computer questo oggetto che non è identificato, che sta, diciamo, cadendo, diciamo, a Cinisello e quindi corrono tutti quanti là a vedere che cos'è. Quindi loro non è che da lì vedono qualche cosa, che cos'è, loro vedono solo un oggetto e basta. Cioè loro non possono distinguere dal radar che cos'è. Cioè se è un UFO, se è un meteorite, se è una bomba, ma qualsiasi cosa fosse stata, loro vedono solo un oggetto e basta, quindi non possono vedere altro. Però siccome stava cadendo in picchiata libera su Milano, sono corsi tutti quanti là per vedere, perché sicuramente pensavano fosse un meteorite, ragazzi, oppure qualcosa, diciamo, tipo qualche cosa, un rottame spaziale che stava cadendo. Diciamo che questa è quella teoria che loro sono andati lì. Però, ma che vi devo dire? Quindi rimane un, diciamo, un mistero, ragazzi, non possiamo capirlo. L'ha detto già Carolina, già l'ha detto, sì, sì, però diciamo che non possiamo saperlo, rimane un mistero, ragazzi, quindi proverò a girare su altre pagine di, diciamo, non italiane perché dicono tutte la stessa cosa, quindi devo cercare se riesco a vedere altrove, se forse qualcuno sa qualche altra cosa, ma secondo me non troverò nulla, anche perché è successo qui in Italia, quindi difficilmente qua scappa qualche parola poi. Vabbè ragazzi, io vi saluto, ci sentiamo al prossimo video, quindi buona serata a tutti. Ciao a tutti e ringrazio a Marco che mi ha dato questo, diciamo, link dove io ho letto questo fatto, diciamo, insolito, perché neanche io lo sapevo, ragazzi, quindi grazie a Marco che l'ho saputo in effetti. Ok, grazie a tutti ragazzi, al prossimo video.